tutto... Oh! Ragazzi, è la rubata più rubata di tutte. Mi sento molto bene quando inizio a rubare un po' 20, 30, 40 denari. Buongiorno amici di Matto Scacco, finalmente ritrovati qui in una nuova puntata del gioco finché non perdo. Scusate l'inattività, ma tanti cambiamenti, tante cose. Vedete qui il nuovo ufficio di Matto Scacco, tante robe. Stiamo per lanciare il nostro nuovo software di anti-cheating, lo stiamo facendo testare. Insomma, periodo veramente di grande attività e a breve lascerò su Instagram la possibilità di testare in anteprima questo software. Quindi se ancora non ci seguite su Instagram, iniziate a farlo perché avrete l'opportunità di testare gratuitamente questo software di anti-cheating. E adesso io direi di iniziare a giocare, partite a 5 minuti e giocare finché non prendiamo una bella mazzulata sui denti. Vi dico sempre di lasciare sotto dei commenti nel momento in cui trovate delle possibilità che potevo fare, che non ho fatto, eccetera, perché ovviamente sicuramente perderò occasioni d'oro durante queste partite. E ora direi di partire. Ed eccoci, vai ragazzi, andiamo a giocare, siamo carichi, Robin è carichissimo, Robin è carichissimo. Col bianco andiamo sistema colle, andiamo subito ragazzi, vi ricordo che per migliorare c'è academy.mattoscacco.com. Abbiamo la nostra accademia con corsi, studenti che aumentano di 200 punti in un mese, cose incredibili. All'interno del nostro gruppo Facebook abbiamo le testimonianze degli studenti che scrivono di loro spontanea volontà i loro progressi ed è sempre un vero piacere veramente vedere i loro successi. Quindi avanti tutta, avanti tutta. Siamo fieri di quello che abbiamo creato, che stiamo creando. Cavallo di 7 arriverà a un certo punto, a un certo point. No. Va bene, andiamo così. Siamo pronti per giocare anche G4, sinceramente. Siamo pronti anche per giocare G4. Non siamo più pronti per giocare G4, siamo pronti per giocare cavallo qui, che tiene un po' a bada il suo cavalluccio. Siamo pronti per giocare E4. Oh, questa che è molto bella questa, perché se lui mi gioca H6 per sbaglio, dopo io ho H3 G4 e sono veramente dolori se lui gioca H6 per sbaglio. Alfiere 7, la mossa giusta. Alfiere 7 è giusta, non si può dire niente, non si può. Però questa ce l'ho comunque, dai, H3 G4 mettiamo un po' di pepe a questa partita, perché normalmente magari avrei giocato o E4 o E3. Ok, attacco su questo alfierino, attacco sulla donna. Attacco sulla donna che ora c'ho E4. Ora ce l'ho. Su questa cattura di pedone mi consolido il centro. Secondo me la situazione non è male, anzi faccio già premove pedone per cavallo. Vediamo come va a finire questa situazione. Mi attacca la regina. E quindi regina B3 secondo me è la mossa un po' migliore per questa regina. Poi magari si ritira in C2. Ok, ha arroccato. A questo punto io sono veramente pronto a sparare tutto qua. Sono pronto a sparare tutto. F4. Se gioco prima F4 cosa succede secondo te? Mamma che stile aggressivo. No, poi mi entra la regina qui, dai. Non si possono fare queste cose. E sai che non so. Vabbè, dai. Giochiamo così, alfiere G2. O questa semplicemente. Vediamo. Ok, adesso appena mi arriva una torre qui, torre di 1. Ok, se devo scegliere però mi prendo il signor alfiere, se permetti. E questa non è male. Si fa lui il buco qui, ma io poi vado qua. Questa, con lui spinge in C5. Arrocco? Si arrocca? Che brutta struttura pedonale che ho, ma chi è che me l'ha fatto fare? Arrocchiamo, dai. Sono sotto di tempo e questi sono problemi veri. Sono problemi ultra veri.
Questo pedone subirà un po' di minacce adesso, me lo sento, me lo sento. Andiamo. C5, C5 arriva con scacco. Secondo me sto osando troppo in questa partita. Secondo me sto osando troppo. Osando. Vabbè, un po' di black humor, dai ragazzi, non fa mai male. Vabbè, io nel momento in cui metto il cavallo qui in realtà sono abbastanza a posto una volta che metto il cavallo qui. Perché alfiere F3? Perché voglio giocare G5. Lui mette il cavallo qua. Ok, questa spinta ora non mi fa paura perché questa torre è difesa 2 volte, quindi bene. E adesso questa è buona, Questa adesso è buona. Cioè il cavallo abbastanza chiuso. Questa è buona per me adesso. Quindi adesso gioco a 4, a 4, a 5 voglio giocare. Contro il suo cavallo. Ok. In caso di cattura ti ricatturo col pedone H e tu continui a essere con un cavallo bloccato. Quindi sta giocando con un cavallo in meno. L'idea è anche, ovviamente, adesso aprire la colonna H, quindi portare questa torre qui. Avrei potuto forse aprire la colonna F, non so se era meglio. Adesso c'è un pedone debolissimo qui, quindi c'ho anche alfiere G4. Anche alfiere G4 inizia a piacermi abbastanza, tenendo conto che qui c'è l'inchiodatura, Quindi una volta che faccio alfiere G4 ho anche forse la spinta F5. Ok, gioco questa per giocare sia contro il suo pedone sia per dare ancora uno sguardo in più a questo pedone con la mia torre. Il mio piano è sempre a 4 a 5, secondo me è molto forte. È appena... Ok, bella questa. Questa è bella. Io ti gioco qui. Io ti gioco qui e devo venire indietro con la regina. Devo venire in difesa con la regina. E c'ho anche scacco di scoperta per via regina. Va bene, dai, un ottimo sacrificio. Su torre per. Vediamo un po' come se ce la caviamo, dai. Adesso abbiamo un più uno di materiale, siamo sotto un po' di tempo, forse lo recuperiamo. Allora, qui lui deve togliere la regina, deve giocare regina E7 probabilmente. Ok, cambio di torre. Questo è tenuto. In più c'ho sempre questo. Ho anche questo scacco qui, che può sempre servire. Però credo che io debba fare pressione qui, quindi anche regina qui per esempio, no? Lui sale su con la torre. Io devo fare pressione qui sopra, cioè è scritto. Questo, esatto, io devo fare così. Lui viene anche su con la torre, io c'ho cavallo, aggiungo un ulteriore attaccante qui sopra. E tu c'hai il cavallo qua però, su questo. E io c'ho alfiere. Casino. Don H4 secondo me è un casino. Non so come va a finire. Don H4 gli lascio del controgioco. Casino. Questa ce l'ho. Mamma mia, che casino. La regina è tenuta. Adesso può andare qua, cercare di farmi un po' di casini. Ma se gioco... Ok, beh, questa è palesemente vinta, no? 2 pezzi leggeri in più. Penso che sia d'abbandono. Adesso deve anche togliere la torre. Ottimo. Robin è la prima, se la porta a casa. Robin agguerrito dopo tanto tempo che non gioca, è sempre ottimo. Andiamo, cavallo F6 premove. Cavallo F6 premove, qualsiasi cosa lui faccia. Che cosa sta combinando il mio amico? Che cosa sta combinando? E mo quello voglio sapere come lo difendi questo. Se fai C3 sei un folle. Ha fatto C3. Se faccio C5 tu avanzi. E no, non ti voglio fare avanzare. Non ti voglio mica fare avanzare. Io Rocco. Chi se ne frega di cosa fai tu? Chi se ne frega di cosa fai tu, onestamente? Ok.
Tanto sarà il tempo a dire che hai giocato un'apertura inutile. Questa. Allora, vediamo come mettere la struttura pedonale, perché così tu ti liberi un pochettino. Questa, C5. Non voglio farti liberare, però mi sa che un po' ti liberi dopo C5, B5, D5. Vabbè, dai. Vai in B5, che te devo dire? Che te devo dire? Vai in B5. C4. Allora, su questa tu giochi questa. Giochiamo così, teniamo un po' qua. E la prossima è donna C7. Così ho la torre libera. Ok, tu vuoi giocare questa. Io ti gioco questa qui comunque. Mal che vada mi piazzo qui, ti rompo un po' le scatole, mi piazzo qui, ti rompo un po' le scatole. Credo che male non possa fare. Tra l'altro C4 io posso giocare, forse devo giocare C4. C4, cattura, cattura. C4 devo giocare, non so perché ci ho messo così tanto a fare sta mossa. C4 è la mossa giusta. C4 è la mossa giusta perché chiude definitivamente il solfiere. C4 è la mossa corretta. Devo farla prima secondo me. Ragazzi, scrivetemi se mi sto dimenticando qualcosa, qualche mossa, perché comunque è difficile tenere tutto sott'occhio. Questa è buona, questa secondo me è stata bella perché adesso c'è l'alfiere chiuso a vita. Così. Ok, cattura un pedone avanzato, ma secondo me sono messo bene. Non l'avevo vista questa! Roby, ma che cacchio combini? No, non l'avevo mica vista. No, Robin. Sei fuori di testa, sei. Robin. Ma cosa cacchio combini? No, gli ho regalato un pezzo secco, raga. No, non ci posso credere. Svarione serale, svarione serale. Vediamo di fare un po' qualche attacchino interessante, dai. Su questa. Mamma, svarione serale, svarione serale. Vabbè, così dai, va bene. Comunque l'alfiere bloccato ce l'ha bloccato. Questo alfiere è buono. Cavallo qui è buona, quindi non è ancora perso. Su questa mi attacca sia la regina che l'alfiere. E io devo giocare una roba come questa. No, come questa per forza. Donna per alfiere, premove. C'è un pezzo in più. Donna per alfiere, premove. Tra l'altro attacco, ecco, niente, come non detto. Va bene, dai. Abbiamo un'ottima diagonale, donna F3 per cambiare i pezzi. Ma da dove escono ste mosse? Allora, questi cavalli mi fanno una paura tremenda, tremenda questi cavalli, fanno una paura tremenda. Però abbiamo una torre, dai, molto forte, una regina. Io me la gioco fino in fondo perché Robin non demorde mai. Robin non demorde mai. Cosa che stai facendo con sto cavallo? Dove vuoi andare con sto cavallo? Cavallo, anzi, cavallo qui. Cavallo qui. E devo vedere se riusciamo a creare qualcosa perché attualmente non stiamo creando nulla. Il nulla. Ok, teniamo i due cavalli sotto scacco. Torre qui, cioè, c'ha veramente il mondo. C'è torre qui. Però se io riesco ad arrivare in H2 con questo pedone, qualche minimo problema mi inizio a dartelo, per esempio. Su questa. Con minaccia di matto. C'è regina D5. Cambio. Buonanotte. Buonanotte con regina D5. Ah, è andata. Questa è andata. Però, come insegna Robin, tutte le partite si possono rubare, quindi
Noi giochiamo, cioè perché a volte giocando voi fate infastidire il vostro avversario che si innervosisce, intanto iniziamo ad attaccare F2, troviamo il modo per attaccare F2, lui troverà il modo per attaccare qui, però gli arriva lo scacco matto se libera quella traversa, hai capito? Hai capito qual è la situazione? Questa. Ho sbagliato palesemente. Non può, altrimenti scendo con la torre, prende matto. Avete visto la magia? La magia, ragazzi. La magia del credere nel cuore della partita. Mamma Robin, cosa va a rubare? Cosa va a rubare? Mamma mia, tutto... Ragazzi, è la rubata più rubata di tutte. Mi sento molto bene quando inizio a rubare un po' 20, 30, 40 denari. Mamma mia, tutto merito di questo pedone anche a 3. Ragazzi, posizione pari, giocabilissima per il mio avversario, ma a un certo punto decide di abbandonare per la troppa rubata. Fantastica. E vediamo se la sorte ci assiste anche in questa prossima D4, l'apertura migliore. Non so perché giocate ancora i 4, ragazzi, siete troppo antichi, siete. Andiamo a giocare il, il, il sistema colle Zuckertot, quindi con alfiere che va in fianchetto, quindi evitiamo la spinta in C4 e siamo pronti a... Cavallo B4 ci fa paura fino a un certo punto, sinceramente. Questa, perdo qualcosa? Fai vedere se succede qualcosa. C'è qualche trucco nell'area che sto perdendo? Secondo me no. Ok, questo cavallo qui... questo io... Ah no, questo cavallo qui è fastidioso sì, invece. E se è fastidioso sì... Allora, attenzione che lui appena toglie il cavallo c'ha 2 attaccanti forti qui sopra. Quindi iniziamo a giocare questa. L'alfiere deve proteggere C2. E forse giocherò C3 a un certo punto, che lui lo toglie questo cavallo. Quindi o gioco donna F4. No, che brutto, dai. Come lo difendo io questo? Deve andare il cavallo in F3, deve andare. Il cavallo deve andare in F3. Ok. Ok, allora mettiamo una torre qui intanto. C4 cosa te ne pare? C4. C4, catturi con il cavallo. Il cavallo deve andare in F3, però volevo prima assicurarmi che lui non avesse questa casa, capito? C'è questo pedone che mi fa una paura matta. Forse ha messo la donna. Ok, adesso ho il tempo per organizzarmi. Ho il tempo per organizzarmi. La regina. Regina, tu, dove vuoi andare? Dove ti piacerebbe andare in un futuro? Qui, per esempio, no? Onesta, onesta. Cavallo F3. C4. C4 secondo me era troppo coraggiosa. Non è nel mio stile C4. C4 troppo coraggiosa. Ho anche sempre A4 alfiere A3, ma lui mette il cavallo in B4 in realtà. Ok, tempo siamo pari, però adesso bisogna mettere un po' di turbo secondo me. Cavallo F3 è sicuramente la mossa giusta. G3 è l'altra mossa. Devo giocare questo. Devo giocare questo, lui mette il cavallo lì e mi prende l'alfiere buono. Giusto, giusto. Anche questo è giusto. Cavallo qui, donna in 3, cambio. Questa è stata una bella giocata. Questa è stata una bella giocata. Non so perché è così lento. Allora io adesso gioco sul tempo, perché se lui è così lento, cioè io la prossima gioco G3, sappilo. G3 mi cattura qui, mi cattura qui, mi cattura anche qui. Quindi va bene. Questa si può giocare. Questa qui si può giocare. Certo che si può giocare. Subito... Non so se ha senso, preparerei prima la spinta C4. C4 cattura. O questa C4, torre qui. E poi C4 la giochiamo dopo. In realtà avevo sempre A4 anche.
a 4, che lui ora mette la torre qui, mette quello aveva a 4, era molto sottile perché la sua idea di mettere il cavallo in F5, quindi a 4 alfiere a 3 forse non l'avrebbe vista. Ok, C4 adesso va giocata, dai, non ho più scuse. Vai, qui ci vuole coraggio. Cattura, c'ho pedone bianco difficile da gestire. Difficilissimo da gestire quel pedone bianco. E se... No, ho sbagliato. Se spingo sul nero, cattura, raddoppia le torri, qui devo difendere. Devo difendere così forse. O con la torre qua. Torre qua, spingi. Ci posso anche catturare. Questa. Giochiamo così, va? Ho sbagliato a mettere la torre qui, devo metterla subito sulla colonna C. Questa spinta ovviamente è sbagliata perché creerebbe il buco a lui, noi non vogliamo creare buchi, anzi ho il pedone nero, devo muovere i pedoni sul bianco. Ok, arriva un ulteriore attacco qui sopra, posso giocare sempre difensivo o posso giocare così, non posso giocare così, quindi giochiamocela così. Su questa ovviamente spingo tutta la vita. Ok, è arrivato un altro attacco qui e giochiamocela così a sto punto. A sto point ce la giochiamo così. Vediamo se tiene, ho paura sempre di questo pedone. 2 attacchi qua di 2 pezzi, 3 attacchi qua e giochiamo così. Giochiamo così o così. Ok, sta recuperando sul tempo, sta giocando molto veloce, vuole cercare di rincitrullirmi e ci sta riuscendo. E sono un po' in zuzvang adesso. Ho questa però. Lui mi cattura l'alfiere, io la torre. Ho questa. Cattura. No, non funziona. Abbiamo approvato che non funziona. E sono un po' nella mer. Questa qui, questa io vado torre, no, non funziona. Gioca bene questo, posso dire che gioca bene. Su questa tu hai B5, D5, questa qui e vado di donna. Proviamola. Troppa tensione, troppo. A parte che c'è anche questa. No, scusa. Questa torre gratis, questa... No, iniziamo a fare questa qui. Qui vado con la donna e poi devo portare il cavallo in gioco, se no qui non me la cavo più. Questa non posso farla, ovviamente. Devo cercare di attivarmi un po'. Questa lui può farla sicuramente. Cambio qui e prendo B7. Ci rifacciamo qui sopra. Ok. Attacco su F7. Quindi posso provare anche un raddoppino. Non posso provare il raddoppino. Scacco. Cavallo. Attenzione al tempo. Mi lascio sotto questo gratis. Che mossa del Kaiser. Proviamo a rubarla perché questo gioca veramente bene. Questo è possibile che questo mi siluri. È possibile che quest'uomo mi siluri perché gioca bene. È possibile che quest'uomo mi siluri. Scacco. Scacco.
C'ha un pedone passato. C'ha un pedone passato l'amico Fritz, hai capito? Hai capito che ha il pedone passato l'amico? Se viene qui. Così, davvero? Anche tu ogni tanto sbagli, quindi. Sei umano, anche tu. Non ci posso credere. Dai, adesso ti do matto così. Cioè, non è possibile che non ti do matto in questa situazione. Così. Qui perdo per il tempo. Questa, amico, la perdiamo per il time. Questa la perdiamo per il time. Che sfiga, che sfiga. Questo si va a ripetizione. Che sfiga tremenda. Questa è a ripetizione. Qui non potevo giocare. Non potevo mai giocare. Ops, andiamo indietro di qualche mossa. Non potevo mai giocare G3 perché arrivava. Oh no, questa non poteva giocarla. No, non avevo visto. L'ansia del tempo e tutto. Non poteva giocarla. Si va avanti, ragazzi. Questa me l'ha rubata lui a me, Questa me l'ha rubata lui a me. Va bene, va bene, va bene. Noi siamo onesti, siamo onesti. Va bene. Va bene, andiamo ad arroccare. Fai tutto quello che devi fare, fai le tue sporche mosse, non mi fai paura. Ok. Addirittura. Cioè, addirittura con tutta questa cattiveria vuoi attaccare questo povero uomo? Fiere di 3. Cioè, addirittura con tutta questa cattiveria. Vuoi attaccare questo povero uomo con tutta questa cattiveria? Dai, no. Ma questa è buona per me. Ok, allora iniziamo a liberarci qui da cose brutte. Che dici? Da attacchi su H7. E poi siamo pronti per giocare cavallo 5, per esempio. Ah, qui c'è un cavallo, tra l'altro c'è un pezzo sospeso. Era sospeso. Questa? Qui c'è qualche tattica, secondo me. Questa. Adesso mette dietro la torre. Mette dietro la torre o se ne scapperà. Ok. Questa. Io prendo qui. Ok, quindi ora magari li chiudiamo con sto cavallo, che dici? Ah, questa è fastidiosa, Questa è fastidiosissima. Vabbè, vorrà dire che troverò un altro posto per la regina, tipo C5. Tipo C5, tipo alfiere di 7, alfiere di 7, alfiere di 7. Alfiere di 7 non ci piace più. Allora, io gioco questa. Mi tolgo dalle inchiodature. Anzi, gioco questa, che è ancora più bella. Però poi... Ok, attacco su H2, attacco sull'alfiere. Se gioca H3 entro con la donna, se gioca G3 gli cambio volentieri. E... Sì, e poi questo alfiere lo farò uscire così, semplicemente con questa manovretta. Sul serio? Ok, è serio sul serio. Cioè, pensavo che scherzasse, invece è serissimo l'amico. Cattura, cattura. Se gioco alfiere qua... è serissimo l'amico, e questa è la cosa che mi lascia... Alfiere qui. Ah, questo te lo prendo intanto, che dici? O è troppo forte sto cavallo qui? Alfiere qui. Cavallo e c'è il doppio attacco. Vabbè dai, prendiamoci quello che ci dobbiamo prendere fin quando siamo in tempo. Poi il cavallo va sempre in tempo a venire qui,
qui e qui c'è scacco intermedio intanto. Lui mi prende là. Posizione promettente, ma secondo me è difficile da finalizzare. Questa, più semplice che mai. Questa, giochiamo semplici. Questo alfiere devo ancora capire come svilupparlo, incredibile. O devo togliere prima la torre, o tolgo prima la torre, perché sennò qua non si gioca più. Alfiere qui non posso neanche più farla. Se la sta giocando bene in realtà. O chiudo il mio alfiere e gioco così. O gioco torre, alfiere, alfiere. Sto pensando troppo, ad ogni modo sto pensando troppo. Ad ogni modo sto pensando troppo. Questo alfiere qui rompe le balle. Da morire proprio. Vabbè, facciamo così, senti. Facciamo così. Ti do questo alfiere nero per aprire l'alfiere chiaro di qua. Se no questo non esce più. Questo qui era forte qua, eh. Era forte e controllava un po' di robe. Però se non esce questo io non gioco. Se cade questo è un problema perché arriva anche C6. Però che devo fare? Se gioco F5, tu dove cacchio te ne vai con sto alfiere del Kaiser? Sentiamo un po'. Sentiamo un po' dove te ne vai. Oh, ci hai rotto un po', sinceramente. Devi giocare prima questa e ti va bene. E ti va bene. Però io su questa c'ho scacco. Su questa tu puoi mangiare. Io gioco alfiere per scacco di scoperta. Oh, quando le cose iniziano un po' a girare, eh? Bene, 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 bene. Molto bene. Ottimo, ottimo. Secondo me la tua risorsa migliore ora è questa. Così dopo alfiere per B7 hai C6. Questa è la tua risorsa migliore. E siamo un po' a punto di prima, eh? Siamo un po' a punto di prima, nel senso che io sono sempre bloccato con sto alfiere. Sì, alfiere per B7 devi giocare. E mi metti sempre sotto scacco. Hai il doppio del mio tempo. Io gioco già. Ok, premo scacco. Questa non l'avevi vista. E ora mi prendo anche la torre. O se mi girano le balle mi prendo il cavallo. Quanta voglia di prenderti qua. Quanta voglia di prenderti qui e poi fare uno scacco di scoperta. Quanta voglia. E infatti lo faccio. Bene, 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 siamo felici. La torre era interessante, ma questo cavallo qui... Adesso mi apro anche la torre. Almeno qui giochiamo un po'. Scacco? Cosa succede? Ok, intanto giochiamo così. Tanto questo è sempre inchiodato, non può catturarlo. Sono pronto a giocare alfiere F5, benissimo. Ora ho questa. Un po' di attacchi qui sopra. Scacco. C'ho questa qua. Lui ha torre per. Se lui gioca ora torre qui, io ho come minimo questa. Come minimo. E ora c'ho alfiere. O pedone. Ma fortissimo, no? Alfiere, altrimenti perdo l'alfiere. 21 secondi ragazzi, 21 secondi alla fine. Gioco in difesa e chi si è visto si è visto. Qui si gioca in difesa adesso. Qui si gioca in difesa. Qui si gioca in difesa, caro mio. 11 secondi. 11 secondi. 11 secondi alla fine. 11 secondi alla fine. 11 secondi. Mamma mia ragazzi, mi batte il corazon. Ho visto Maradona e mamma innamorato so. Ci ho rotto un po' le balls, posso dirtelo.
Posso dirti che ci hai rotto le balls? Ah! No! Me l'ha rubata lui a me! Me l'ha rubata lui a me! Ragazzi, no! Me l'ha rubata lui a me! Ma quando è che ho perso tutto il tempo? Ho perso tutto il tempo dall'inizio, quando mi ha permesso di fare sto sacrificio qui. Cioè, lui me l'ha rubato. Io qui c'avevo già un minuto in meno. Mamma mia, ruba Robin! Ruba a Robin! Non si fanno queste cose. Ragazzi, sono incacchiato nero e si vede che da un po' di tempo che non rubavo. Devo ritornare in sesto. Devo ritornare in sesto e... Ragazzi, ci vediamo nella prossima puntata. Ritorneremo più in forma di prima.